Ho visto che anche senza fondamenta. Senza? Come si viveva una volta? Si viveva che quando che pioveva, sulla camera dove che dormia, mi toccava di stirare tappei, sacchi in terra perché era l'acqua. E sotto a camera dormimmo. 5 persone. E tu capisci? Quanti anni sei stata sotto a casa là? Siamo maritati del 34, no, e siamo stati fino del 73 anni, 74, 40 anni. 40 anni vivo là. Non avevi impianti ora che adesso non vive più là? No. Mamma mia, risuscitata, morte e vita, e si è venuta a questa casa nuova. Perché poi pensate? Non si potrebbe ristrutturarla adesso che è a casa là? No, perché non ha fondamenti, non ha niente. E ora non si può fare, bisogna chi abbatte si vuole farla su, perché non c'è niente da recuperare. Niente. Ma c'è certi signori che va in campagna e si compra il rustico per recuperare? Di comprare il rustico, ma case postali meglio di questa che hai il suo fondamento, che hai il suo robe. E voi pensate, come ieri muccia paia. E di 7 persone dentro su che a casa era. Io abbiamo vivuto. E era Poco da saltare. E quando che era mezzodì, ti metti gli uomini a toia, perché ieri lunedì 7. E noi altre le volte qui fiori, dai un mangiare che su per la scala. sui scheini sentai, Sì, questa è verità. Perché gli uomini prima di tutto? Prima di tutto ieri gli uomini, e le femmine dopo, e i fiori dopo ancora. Così, ieri.